Dorian Castro, ultimi allenamenti prima del debutto casalingo, ma facciamo un passo indietro. Che cosa tenere di buono e che cosa eliminare di cattivo delle partite di Parma? Beh, saluto tutti. Beh, penso che noi dobbiamo continuare sempre con questo carico che abbiamo iniziato. Penso che la squadra deve andare a far vedere un bel baseball, un bel gioco e soprattutto da come si inizia carico. Su cosa state lavorando soprattutto in questo periodo? In questo periodo si lavora sempre la parte offensiva che è la più vitale, di provare di fare il più punti possibile, del lanciatore andare sempre sulla zona di strike, fare meno lanci, è quello che si lavora adesso. Proviamo già a aggiuntare tutti i punti possibili per portare la partita a casa. Domenica scorsa siete stati protagonisti di bella iniziativa, un bel gemellaggio fra baseball e calcio. Che giornata è stata per te? Sì, certo, per me è penso che sono due società che sono delle stesse società che portano un po' a tutti i tifosi a farlo vedere e noi a dare un bel spettacolo. E li aspettiamo. Esatto, li aspettiamo qua che fanno anche.
Buonasera dallo Stadio Comunale di Rimini. Oggi sabato 27 aprile alle 20, seconda gara del campionato di Serie A Girone C tra la squadra ospite Itasmutua Rovigo e l'Agno Rimini. Vi do le formazione del line-up della squadra ospite. Numero primo in battuta, Bravo Umberto, seconda base col numero 1. A seguire Taschin Giacomo, battitore designato, casacca 12. Il terzo in battuta con il 45 Esposito Ernesto, ricevitore. Il quarto in battuta con il numero 31 Salvatore Enrico, esterno destro. A seguire Lorenzo Taschin, casacca 10, esterno sinistro. Sesto in battuta Enrico Buin, casacca numero 17, terza base. Il settimo in battuta Alessandro Frigato, numero 33, prima base. A seguire Giulia Andreni, casacca 38, interbase. Il nono in battuta Bernardi Andrea, casacca 18, esterno centro. Il lanciatore partente, visto che è la seconda partita degli stranieri, con il numero 90 si presenta sulla pedana Javier Dauri, mentre l'Agno Rimini, line-up così composto, il lead-off con il 53 Romano Pini, esterno centro. A seguire Luca Pulsetti, casacca 17, terza base. Terzo in battuta Marco Baccelli, 38, questa sera ricevitore, con il numero 23, quarto in battuta Alejandro Ciacon, esterno destro. Quinto casacca 42 Davide Bonemei, DH. Sesto in battuta Andrea Gabrielli, casacca 0, esterno sinistro. A seguire Angel Baro, casacca 56, prima base. Con l'ottava in battuta con il numero 24 Thomas Cifalinò, con seconda base. Il nono e ultimo in battuta Yuri Cortesi, casacca 34, interbase. Il lanciatore partente è Gianluca Tognacci. Allora, vediamo seconda partita che inizierà alle ore 20. Vediamo a casa base i due arbitri. L'arbitro di casa base sarà Alessandro Manunta, assistito sulle basi da Marco Meloni. I due manager, il manager della squadra ospite Itasmuta Rovigo, il signor Sotto Antonio, mentre il manager dell'Agno Rimini Castro Dorian. A breve daranno avvio alla partita con il primo lancio di una giovane promessa. Vedremo. Il primo lancio dunque sarà fatto fare a Tommaso Pellegrini. Si espletano le ultime formalità tra gli arbitri e i classificatori. Entra in questo momento in difesa la squadra di casa Agno Rimini con il lanciatore partente numero 28 Gianluca Tognacci. Ci comunicano che il lanciatore straniero si è leggermente infortunato, piccolo risentimento muscolare, e per precauzione è a riposo.
primi lanci di riscaldamento per Gianluca Tognacci. Ci dicono prima gara da partente per Gianluca Tognacci. Vedete accompagnato in campo il giovanissimo Tommaso Pellegrini per eseguire il primo lancio della partita. Ecco fatto, grande lancio della giovanissimo prospetto. Nel box di battuta per dare avvio alla seconda gara con il numero 1 Umberto Bravo. Ti sei staccato quando hai alzato lì? Parte, poi dopo fa il test. Ehi, grande. L'arbitro di casa base Alessandro Manunta dà l'avvio alla gara. Primo lancio per Gianluca Tognacci, parte subito con uno strike sul lead off, bravo Umberto. Secondo lancio impatta una palla che preda dell'esterno destro della New Rimini Cashon. Dunque primo out F9 nel box, out al volo per lead off Umberto Bravo. Nel box di battuta Giacomo Taschin DH con il numero 12. Va bene, ci frega, l'hanno vista, dai. Gira subito il primo lancio in foul a sinistra. Uno strike. Un ball. Contatto, out al volo nell'esterno sinistro F9. F7. Mi perdono. Allora, secondo out F7 al volo. Nel box di battuta il terzo Esposito Ernesto con il casacca 45, ricevitore.
2 out, ricordiamo. Primo lancio è un ball. Valida sull'esterno centro, valida sull'esterno centro per Ernesto Esposito. Nel box di battuta con il numero 31 Enrico Salvatore. Entra subito con uno strike. Secondo strike in foul sulle reti che proteggono la tribuna. Altra valida, singolo di Salvatore Enrico. Nel box di battuta Lorenzo Taschin. Primo lancio è un ball interno. Secondo lancio uno strike, un ball e uno strike su Lorenzo Taschin, esterno sinistro della squadra ospite. Corridori prima e seconda base per il Padova secondo strike, scusatemi, del Rovigo, confuso, perdonatemi, del Rovigo, Itas Muta Rovigo, un ball, 2 strike. E fa tutto da solo con un pop alzato F1. Termina la parte alta del primo inning con nulla di fatto. Pubblicità.
Parte bassa del primo inning e vi do il line-up della New Rimini. Primo in battuta con il 53 Romano Pini, secondo Luca Pulsetti con il 17, terza base, terzo Marco Baccelli con il 38 ricevitore, quarto in battuta con casacca 23 Alejandro Chacon, esterno destro, quinto 42 Davide Bonemei, battitore designato, il sesto con casacca numero 0 Andrea Gabrielli, esterno sinistro, il settimo casacca 56 Angel Baro, prima base, l'ottavo con numero 24 Thomas Cifalinò, seconda base, e l'ultimo del line-up con il numero 34 Yuri Cortesi, interbase. Nel box vedete adesso Romano Pini. Parte con una dritta che la guarda, Romano Pini entra con uno strike. Secondo è un ball e uno strike. Ottima velocità per lo straniero del secondo strike per Javier Dauri. Sì. Secondo ball, 2 strike. E comunichiamo che il tabellone ha dei problemi elettrici, non sta su l'interruttore generale. Conto pieno su Romano Pini. Ma l'ho detto anche su. No, va bene. Conto pieno su Romano Pini. Si difende in foul. Sempre 3 ball, 2 strike. Ancora si difende in foul. Il lead off Romano Pini. Ancora difesa. Ottavo lancio su Romano Pini. Base su ball per ottima partenza. Nel box di battuta Luca Pulsetti, terza base. Primo lancio strike. Secondo lancio una curva che entra nell'area dello strike. Ball, un ball, 2 strike.
Si difende in foul, conto invariato. Luca Pulsetti, un ball, 2 strike. Secondo ball. Due ball, 2 strike su Luca Pulsetti. Battuta sul seconda base, eliminazione 4-3. Romano Pini avanza in seconda con uomo in posizione punta. Nel box di battuta Marco Baccelli, ricevitore. Primo lancio strike. Un ball e uno strike. Battuta alta nel diamante. Out al volo da parte dell'Interbase. Due out nel box di battuta con il numero 23 Alejandro Chacon. Primo lancio strike. Bella presa in back del terza base, assistenza sulla prima e terzo out. Termina così il primo inning, il punteggio 0-0.
Uno strike. Battuta verso il seconda base che raccoglie, assiste per una eliminazione 4-3. Nel box di battuta Alessandro Frigato, casacca numero 33. Prima base del Rovigo. Primo lancio strike, ricordiamo 2 out. Un out, scusatemi. Alza un pop che cade sulla rete. Qui è uno strike, 2 strike, conto su Frigato. Un ball, 2 strike. Lancio chiamato interno, dunque secondo ball. Due ball, 2 strike. E swing, secondo out. Nel box l'ottavo del line-up con il numero 38, Julian Dreni. Posizione interbase nella questa partita serale. Primo lancio ball. Battuta sul terza base che raccoglie, assiste per l'eliminazione 5-3. Termina così la parte alta del secondo inning. Tuo cucciolo. Mario Baccelli, tornato a Rimini, tornato capitano della New Rimini, siete alla vigilia di un campionato di Serie A molto competitivo ed equilibrato. Quali sono le tue sensazioni? Allora, grazie per l'intervista, grazie mille. Allora, le sensazioni per me sono positive. Vedo che c'è un bel ambiente,
che c'è una bella squadra, che c'è un bel gruppo. Siamo positivi, sappiamo che siamo le nuove promosse, però sappiamo anche umilmente giocheremo al 100% come sempre, come una delle cose che ci caratterizza a noi. La prima partita è contro un avversario molto forte, molto rinforzato, però anche molto stimolante. Sì, infatti è molto stimolante più che altro perché alla fine è sempre baseball. A volte ci sono delle sorprese, magari è una squadra che è fatta dai, per essere tra le prime, perché una Un ball e uno strike. Spizza in foul il terzo lancio, un ball, 2 strike. Ancora si difende in foul. Conto invariato, un ball, 2 strike. Swing K. Nel box Andrea Gabrielli, casacca 0, esterno sinistro. Primo lancio ball. Si sente tutto. Secondo lancio interno, secondo ball. Strike, 2 ball e 1 strike. Out al volo F4. Secondo out. Nel box Angel Baro, 56 di casacca, prima base, la posizione in difesa. Lascia passare il primo strike. Un altro lancio carico di effetto che taglia l'area dello strike. 0 ball, 2 strike.
si difende in foul sulle reti, conto invariato. Battuta sul terza base che raccoglie e arriva salvo su errore di lancio. Mi correggono su valida. Prima valida per Angel Baro. Con 2 out nel box, Thomas Cifalinò, casacca 24, ottavo del line-up. Primo lancio è uno strike. Secondo è un ball, palla bassa. Spizza la palla in foul. Un ball, 2 strike su Cifalinò. Due ball, 2 strike. Strike out. Looking. Termina così il secondo inning senza punteggi ancora. Parte alta del terzo inning nel box di battuta Andrea Bernardi, il nono del line-up dell'Itas Mutua Rovigo. Mostra il bunt su un lancio ball.
Secondo lancio è uno strike. Lancio molto interno. 2 ball e uno strike. Terzo ball, 3 ball e uno strike il conto. Palla alta. Preda del terza base. Eliminazione F5. Per la seconda apparizione al box, il lead off Umberto Bravo. Battuta sull'interbase che raccoglie ed assiste per l'eliminazione 6-3. Secondo out. Box di battuta il mancino Giacomo Taschin, battitore designato. Primo lancio ball. Secondo lancio ball. Due ball e uno strike. Tre ball e uno strike il conto sul DH Giacomo Taschin. Conto pieno dopo la battuta in foul a sinistra. Battuta rimbalzante che va sull'interbase, che raccoglie, assiste
per l'eliminazione 5-3, 6-3, scusate. Termina la parte alta del terzo inning. Dorian Castro, ultimi allenamenti prima del debutto casalingo, ma facciamo un passo indietro. Che cosa tenere di buono e che cosa eliminare di cattivo delle partite di Parma? Beh, saluto tutti. Beh, penso che noi dobbiamo continuare sempre con questo carico che abbiamo iniziato. Penso che la squadra deve andare a far vedere un bel baseball, un bel gioco e soprattutto da come si inizia alla fine sempre carico. Su cosa state lavorando soprattutto in questo periodo? Beh, su questo periodo si lavora sempre la parte offensiva che è la più vitale, di provare di fare il più punti possibile, del lanciatore andare sempre sulla zona di strike, fare meno lanci, è quello che se proviamo già a aggiuntare tutti i punti possibili per portare la partita a casa. Siete stati protagonisti di una bella iniziativa, un bel gemellaggio fra baseball e calcio, stata per te? Sì, certo, per me è una buona esperienza. Penso che sono due società che sono della stessa società che portano un po' a tutti i tifosi a farlo vedere e noi a dare un bel spettacolo. E li aspettiamo. Esatto, li aspettiamo qua che fanno un po' a parte con noi anche. Ci sei? Parte bassa del terzo inning, punteggio ancora fermo sullo 0-0. Nel box di battuta con l'ultimo del line-up, il numero 34, Yuri Cortesi. Primo strike. Secondo è un ball. Lancio alto. Strike è la solita palla che taglia il piatto. Un ball, due strike. K con swing. Primo out nel box il lead off Romano Pini. Gira il primo strike impattando la palla ma in foul. Seconda è una curva che rimane alta. Un ball e uno strike il conto su Pini. Un ball, due strike. Strike out, looking. Secondo out nel box di battuta Luca Pulsetti. Primo lancio strike. Secondo strike con swing.
Un ball, 2 strike, il conto su Luca Pulsetti. Conto invariato dopo la battuta in foul a destra di Pulsetti. Sempre un ball, 2 strike e 2 out. Si difende ancora in foul. Due ball, 2 strike. Terzo ball, conto pieno. Valida tra i due esterni, l'esterno centro e l'esterno destro. Questo è un doppio. Bel doppio di Luca Pulsetti. Nel box di battuta Marco Bacelli. C'è anche un lanciatore che ha detto il nostro che lo sta distraendo, si sente un ronzio enorme. Allora non tocca commentarlo, vedi? Dice che dà fastidio. Ecco, basta. F4. Devi commentarlo la partita, il tabellone non va, non dice neanche niente. Al nostro lanciatore.
Esposito e Ernesto, poi e lo vedono loro, li contano loro che c'è. Parte alta del quarto inning nel box di battuta, il terzo del line-up, Ernesto Esposito. E basta, dopo lo vedono loro che fanno. Secondo strike con swing. Fatto male? No, scena. Due strike sul conto su Ernesto Esposito, ricevitore. Si difende in foul. Conto invariato, due strike sul ricevitore del Rovigo. Un ball, due strike. Un lancio che non riesce a passare sul filo esterno. Bella curva interna, non premiata dall'arbitro, due ball, due strike. Volata alta, profonda verso l'esterno destro che la raccoglie al volo. Primo out al volo dall'esterno destro nel box di battuta Enrico Salvatore, casacca 31. Primo lancio un ball, chiamata la tentata girata, così non dell'avviso l'arbitro di base, dunque un ball. Secondo ball, palla bassa esterna. Sta uno strike interno. Due ball e uno strike. Battuta verso il terzo Bose che raccoglie per eliminazione 5-3. Secondo out, assistenza 5-3 nel box di battuta con casacca numero 10 Lorenzo Taschin. Così va bene.
Vediamo in prima base Chacon che si è accasciato. Probabilmente nella giocata si è fatto male, non so se sulla caviglia. Sulla, diciamo, spaccata in avanti, probabilmente ha messo male il piede. C'è un time out per verificare le condizioni di Chacon. Allora, sembra che si possa riprendere. Dunque, speriamo che non si sia fatto nulla il prima base della New Rimini. L'arbitro richiama il gioco. Primo lancio interno, ball. Sull'esterno sinistro Lorenzo Taschin. Stavolta strike, stesso lancio, sempre una palla carica di effetto che rimane interna, un ball e uno strike. Gira la palla in foul che rimbalza e ritorna in campo pericolosamente. Un ball, 2 strike, il conto su Lorenzo Taschin. Tempo chiesto dal battitore. Palla battuta profonda in foul. Out al volo. Grandissima giocata del prima base che correndo all'indietro fa una eliminazione sicuramente non scontata. Termina così la parte alta del quarto inning. Terza eliminazione, grande presa al volo del prima base e termina così il quarto attacco del Rovigo.
parte bassa del quarto inning nel box di battuta Alejandro Chacon. Ancora sul monte l'ottimo straniero Javier Dauri con un biglietto da visita con una veloce un lancio dritta e poi un taglio, un ball e uno strike, poi due belle curve, due belle effetti. Ui, questa è una battuta profonda, presa al volo dalla ottima posizionamento dell'esterno. Out al volo dall'esterno sinistro. F7. Nel box di battuta Davide Bonemei, battitore designato. Avevamo l'uomo in base. Primo lancio, ball. Un ball e uno strike su Davide Bonemei. Secondo strike con swing. Due ball, due strike su Davide Bonemei. Terzo ball, palla interna, conto pieno. Base su ball per Davide Bonemei. Nel box di battuta numero 0 Andrea Gabrielli. Adesso. Gira la prima in spizza in foul. Si carica di uno strike. Secondo lancio ball, palla esterna. Un ball e uno strike, corridore in prima, un out. Due ball e uno strike.
Terzo ball, palla bassa. Tre ball, uno strike. Base su ball. Seconda base su ball concessa dall'ottimo lanciatore Javier Dauri nel box di battuta con il numero 56. Abbiamo Angel Baro. Primo lancio strike. Bella legnata profonda di Baro. E cade! Cade! Bella battuta profonda. Bel doppio con un out colto rubando Andrea Gabrielli. Alla fine un doppio ha fatto. Doppio per Angel Baro, un RBI colto rubando contro Andrea Gabrielli. Nel box con due out, nel box di battuta il numero 24 Thomas Cifalinò. Il punteggio si è sbloccato 0 per il Rovigo, 1 per la New Rimini. Professionale. Primo lancio girato, uno swing. Strike. Lancio alto, un ball, uno strike. Secondo lancio alto, due ball, uno strike. Visita del manager. Visita sul monte. Segnale. Io non lo so se lui gli ha dato il via o Andrea non l'ha guardato. O non l'ha guardato. E con un valida entra il secondo punto
Vediamo se i classificatori danno una valida o un errore. Valida confermato dai classificatori. Secondo punto, dunque 0 Rovigo 2 New Rimini. Nel box di battuta Yuri Cortesi. Bunt in foul. Zero ball, uno strike su Yuri Cortesi. Gira la seconda in foul. Zero ball, due strike su Yuri Cortesi. Ha dato allora strike out e termina il quarto attacco. Mario Baccelli, Termina- tornato a Rimini, tornato capitano della New Rimini, siete alla vigilia di un campionato di Serie A molto competitivo ed equilibrato. Quali sono le tue sensazioni? Allora, grazie per l'intervista, grazie mille. Allora, le sensazioni per me sono positive. Vedo che c'è un bel ambiente, che c'è una bella squadra, che c'è un bel gruppo. Siamo positivi, sappiamo che siamo le nuove promosse, però sappiamo anche le nostre potenzialità e umilmente giocheremo al 100% come sempre, come una delle cose che ci caratterizza noi. La prima partita è contro un avversario molto forte, molto rinforzato, però anche molto stimolante. Sì, infatti è molto stimolante più che altro perché alla fine è sempre baseball. A volte ci sono delle sorprese, magari è una squadra che è fatta per essere tra le prime perché è una squadra ben composta con degli ottimi giocatori, abbiamo delle grandi conoscenze anche lì che abbiamo giocato anche insieme, ma noi saremo lì e saremo pronti per dare tutto quello che abbiamo. Qual è il baseball che vi sta chiedendo il manager Castro? Allora, Dorian lo conosco molto bene, lui adesso ci chiede un gioco molto aggressivo sulle basi, principalmente mettere la palla in gioco, il lanciatore cercare di tirare strike, che il lancio più importante è il lancio numero uno, che è tirare strike, ed essere concentrati, tutto quello che abbiamo fin da subito e niente, un gioco alla fine quello che magari è messo ancora di più e che ci lascia essere anche noi, io lo definisco come un pro player, nel senso un bel feeling anche con i giocatori e quello sta venendo fuori. Seconda lancio battuto in foul, si carica di due strike il battitore del Rovigo, Enrico Buin. Battuta verso il terza base che raccoglie eliminazione 5-3.
Eliminazione 5-3 nel box di battuta con il numero 33 Alessandro Frigato. Primo lancio strike. Secondo strike con swing. Palla esterna cercata ma non impattata dal battitore del Rovigo. Palla interna chiamata ball. Un ball, 2 strike. E secondo out con swing nel box di battuta con il numero 38 Julian Dreni. Primo lancio ball. Secondo lancio ball. Palla battuta in un profondo foul a sinistra. 2 ball e 1 strike. Palla che si impenna ma non ce la fa il catcher a raccoglierla. Secondo strike. 2 ball, 2 strike. Questa volta palla molto profonda. Out al volo dall'esterno sinistro. Terzo out al volo dall'esterno sinistro. Termina il parte alta del quinto inning. Punteggio sempre
0 per Vitas Rubico, 2 Rimini. Questa l'hai vista profonda. Fortuna che Andrea giocava oggi era in posizione, questo è tanto forte. Io non ci ho scavalcato 3-4 volte. Che è buono. È stato orrore, orrore. Il primo inning, i primi tre, se non erano i primi tre no, ma i primi 2 o 3, perché anche al secondo quanti gliel'ha chiamati sul filo, gliel'ha chiamati out, se ball. Così va bene, no? Ma sopra, sei andato sopra? Ma perché io spengo, dico solamente quando entra chi entra e poi dico se è andato out e come è andato out e basta. Sì. Poi ogni tanto adesso sembrerò fazioso, ma ricordo il punteggio perché là non c'è scritto. No, per gli altri sembrerà fazioso, dicono sempre ricordo 0-2, non 0-2, perché non c'è il tabellone, chi è sugli tribuni, se no come fa a sapere? Dai. Parte bassa del quarto inning, nel box di battuta il lead off Romano Pini. Primo lancio, ball. Secondo lancio ancora ball. Lancio pazzo, ottimamente fermato dal catcher. Primo strike con swing. Dopo il bunt in foul il conteggio è 2 ball, 2 strike. Occhio, benissimo, difende lo strike spizzando in foul Romano Pini. Conto invariato, 2 ball, 2 strike. Batte una curva che raccoglie il terza base e assiste per l'eliminazione 5-3. Bel contatto per Pini, peccato che non ha preso il buco. Prima eliminazione di Romano Pini, 5-3. Nel box di battuta Luca Pulsetti. Bunt di Pulsetti. Ottimo bunt di Pulsetti, arriva salvo in prima base. Valida. Terzo in battuta Marco Baccelli.
Entra con uno strike su Baccelli. Secondo strike, palla molto interna, non è dell'avviso Baccelli. 0 ball, 2 strike. Out al volo Baccelli, F9. Secondo out del quinto inning nel box di battuta con il numero 23, Alejandro Chacon. Chacon, ho detto bene. Senti che mi fai sbagliare. Mi fai sbagliare sempre te. Lo dico lui, ma dopo non mi sta in mente perché... Me l'ha detto, ma sai quando uno si chiama in un modo strano che te non hai sentito mai? Uno strike, 0 ball su Chacon. Batte in foul il secondo lancio. 0 ball, 2 strike. Ancora foul. Dio, buono. Battuta in foul. Di poco non prende il filo del foul di sinistra, la linea conta ancora invariato, 2 strike, 0 ball, 4 lanci su Chacon. K Chacon termina il quinto attacco sul punteggio ancora 0 per l'Itas Mutua Rovigo, 2 per l'Agno Rimini.
Parte alta del sesto inning è ancora sul monte per la New Rimini. Abbiamo Gianluca Tognacci nel box di battuta, l'ultimo del line-up, Andrea Bernardi. Primo lancio strike. Un ball e uno strike su Andrea Bernardi. Terzo lancio in foul, un ball, 2 strike. Ancora foul, conto invariato, un ball, 2 strike. E K con swing, prima eliminazione, K eliminazione al piatto. Nel box di battuta il lead off Umberto Bravo. Primo lancio, uno strike. Battuta sul seconda base che raccoglie, assiste 4-3. Seconda eliminazione, raccoglie il seconda base, assiste in prima base. Nel box di battuta con il numero 12, il DH Giacomo Taschin. Ha fatto una bella giocata, una rimbalzante velenosa. Primo lancio, strike sul filo esterno. Secondo strike in foul sulle reti di protezioni.
lancio che rimane alto, un ball, 2 strike. Battuta sul terza base che raccoglie e assiste. Eliminazione 5-3, termina la parte alta del sesto inning, punteggio ancora fisso sul 0 per Itas Mutua Rovigo, 2 per la New Rimini. C'è cambio, parte bassa del sesto inning, cambio sul monte della squadra dell'Itas Rovigo, esce il partente Javier Dauri ed entra il primo rilievo Riesgo Amarra. Primo lancio, battuta, salvo su errore. Che gli ha tirato? Che rospo gli ha tirato? Questo è più lento, Ma no, ma... sì. Che erano? Le mele al baghino, come diceva il povero coso? Arrivo in base su errore di tiro per Davide Bonemei, nel box di battuta Andrea Gabrielli. Bante di Gabrielli. Allora, Banti di sacrificio. Bante di sacrificio per Andrea Gabrielli, fa avanzare in seconda base Davide Bonemei. Ah, chi vuoi correre? Ci mettono ancora lui. Sì, ma cambi, che sostituiscono? Cambio pinch, entra il pinch runner 27 Perazzini Enrico, esce Bonemei nel box di battuta con il numero 56
Baro Angel. Base intenzionale per Angel Baro, prima cuscino e secondo occupato nel box di battuta con il numero 24 Thomas Cifalinò. Allora, base intenzionale. Se serve una botta di vita. Uno strike con swing in foul per Thomas Cifalinò. Bella valida di Cifalinò. Valida di Cifalinò, avanzamento sulle basi dei compagni nel box di battuta con un out Yuri Cortesi, tutte le basi piene. Tirato una bella sivella. Bel contatto di Pesta e Corri. Out al volo, non è stato possibile il Pesta Corri per il pinch runner. F7. Nel box di battuta Romano Pini. Texas. Serve una Texas. Qui i miei colleghi mi chiedono una Texas. Palla alta, buon occhio in questo caso. Un ball. Secondo ball. Swing senza contatto per Romano Pini, 2 ball e 1 strike. Altro swing, 2-2 il conto. Terza eliminazione, basi piene, e termina così il sesto inning con il punteggio sempre sullo 0-2 per la New Rimini.
Parte alta del settimo inning nel box di battuta Ernesto Esposito, casacca 45. Parte con uno strike, una battuta in foul. Un ball e uno strike. Foul ball, secondo strike. Un ball, due strike sul numero 45 Ernesto Esposito. Due ball, due strike. K, eliminazione al piatto per Ernesto Esposito. Nel box di battuta con il numero 31 Enrico Salvatore.
Primo lancio interno, ball. Secondo lancio un foul a destra, profonda battuta. Settimo alto. Battuta profonda, non molto, presa al volo dal seconda base, F4. Seconda eliminazione, F4 del box di battuta con il numero 10, Lorenzo Taschin. Primo lancio, terza eliminazione, 5-3. Termina così il settimo attacco del Rovigo. Parte bassa del settimo inning, cambio sul monte del Itasmuto a Rovigo, esce il
Riesgo, ma rientra con il 69 Matteo Marelli. Nel box di battuta per l'Agno Rimini Luca Pulsetti, il secondo del line-up. E si vede che questi segnali non ce l'erano sincronizzati. Questa è considerata la prima visita? Perché se ce n'è un'altra... Ecco, vedi l'arbitro già. Primo lancio per il secondo rilievo, Matteo Marelli. Colpito subito. Primo lancio colpito Luca Pulsetti in base. Nel box di battuta Marco Baccelli, ricevitore casacca 38. Palla interna, ball. Quest'umidità le palline hanno raddoppiato il peso. Palla in campo. Errore! Errore di lancio. Chi si è fatto male? Su errore di tiro arriva salvo Marco Baccelli in prima base e permette l'avanzamento di Luca Pulsetti. Nel frattempo assistiamo alla visita del manager con la sostituzione del pitcher. Eccolo, arriva. No, ragazzi, non parliamo male. Che numero è questo? Due finale lo vedo anch'io. Te c'è al 12. Questo ha giocato stamattina. È Taschin Giacomo. Sì. E allora hanno pulito, mi sa, hanno raschiato il fondo. Ma sto Marelli, secondo me, è un pitcher, però gli ha fatto fare due uomini. Ma perché l'ha cambiato? No, ma l'errore l'ha fatto il difensore, mica l'ha fatto lui, perché lui... Ma chi? No, ho capito, ma mica l'aveva raccolta lui la palla?
Sostituzione sul monte dell'Itas Mutua Rovigo, esce il rilievo Marelli Matteo ed entra a lanciare il DH Taskin Giacomo. Primo lancio è uno strike sul numero 23 Alejandro Chacon. Due strike con swing in foul, massimo vantaggio per il rilievo dell'Itas Mutua Rovigo. E battuta in RBI, out al volo 4-3. No, out, scusatemi, non al volo, 4-3. Mi sono confuso. 4-3 ed entra il punto, il terzo punto. Eliminazione 4-3 che permette però un RBI perché entra il punto in terza base. 0-3, 0-3 praticamente il punteggio aggiornato nel box di battuta con il numero 27 Enrico Perazzini. Non lo so. Aveva sostituito Correndo come corridore. Allora, un ball, uno strike oppure due strike? Un ball e uno strike mi suggeriscono il punteggio. Due ball e uno strike. Ancora Lanio Rimini ha il corridore sul cuscino di seconda. Secondo strike, ha mostrato il bunt e ha tolto la mazza su un lancio strike. 2-2 il punteggio su Enrico Perazzini, entrato come pinch runner al posto di Davide Bonemei, e gira swing K con swing, secondo out nel box. Eliminazione per Enrico Perazzini, nel box di battuta Andrea Gabrielli. Sul lancio pazzo va sulla terza base Marco Baccelli. Non ho capito, annullato che cosa? Ho capito annullato, che hai detto? Ho capito male? Un altro lancio così e noi c'entra il punto, no? Ah, un altro? Un ball su Andrea Gabrielli. Uno strike, lancio sembrava alto. Un ball e uno strike. Un ball, due strike. Non sappiamo se ha chiamato lo strike o la mazza girata. Strike? Allora, strike. K con swing.
Parte alta dell'ottavo inning, si scalda il rilievo neoentrato con il 41 Kevin Sosa. Nel box di battuta invece con il numero 17 Buin Enrico. Infatti c'è il 40 là. Bisogna che ci guardo qui, ma dopo mi perdo troppo. Non ho stampato primo lancio, strike. Lancio interno, ball. Un ball e uno strike su Enrico Buin. Due ball e uno strike, così decreta l'arbitro. Ricordiamo a casa base Alessandro Manunta. Battuta verso l'interbase che raccoglie l'assiste con un missile 6-3, prima eliminazione. Sostituzione nel box di battuta. Entra con il 40 De Boni Cristian al posto di Frigato Alessandro. Sostituzione nel box di battuta, al posto di Frigato Alessandro entra De Boni Cristian. Primo lancio, strike sul filo interno. Out al volo del prima base, secondo out al volo il prima base, F3. Nel box di battuta con numero 38 Julian Dreni. Primo lancio, un ball. Grande presa in back del terza base Luca Pulzetti, assistenza 5-3 per la terza eliminazione, parte alta dell'ottavo inning.
Parte basso dell'ottavo inning nel box di battuta con il numero 56 Angel Baro. Primo lancio, un ball. Un ball e uno strike. Eliminazione 1-3. Nel box di battuta con il numero 24 Thomas Cifalino. Bunt mostrato, l'arbitro chiama lo strike. Secondo lancio gira la mazza in foul, si carica di 2 strike, Cifalino. Ball. Difende l'area dello strike, Cifalino battendo in foul, un ball, 2 strike, conta ancora invariato. Due ball, 2 strike. Conto pieno. Base su ball per Cifalino. Un out e nel box di battuta Yuri Cortesi, prima base occupata da Cifalino.
gira la prima palla alta, forse un batti e corri, probabilmente chiamato dal manager, uno strike. Secondo lancio, ball, un ball e uno strike. Secondo ball. Gira in foul sulle tribune, 2-2 il conto. Anch'io mi ricordo. Si difende in foul Yuri, 2 ball, 2 strike. Era staccato. Contestazione per un doppio gioco.
entrare sul box di battuta con il numero 18 Bernardi Andrea. Primo lancio strike. Ball, lancio interno. Colpito. Bernardi Andrea in base, colpito. Nel box di battuta Umberto Bravo. Uno strike. Primo out 4-3 e avanzamento in seconda da parte di Andrea Bernardi. Nel box di battuta Giacomo Taschin, casacca numero 12. Primo lancio ball. Secondo lancio ball. Strike, due ball e uno strike. Palla battuta sull'interbase. Seconda eliminazione e avanzamento in terza. Secondo out, eliminazione 6-3. Nel box di battuta con il numero 45 Ernesto Esposito. Eliminazione 6-3, termina una seconda partita ottimamente giocata dal New Rimini. Bella partita con il punteggio di 3-0, praticamente un monte quasi perfetto, oserei dire. Mentre cosa dobbiamo dire della prima partita? Sicuramente una partita con qualche incertezza del partente, sicuramente non aiutato da un arbitro che nel primo inning sicuramente ha chiamato delle palle veramente incomprensibili. Comunque si chiude la seconda diciamo, giornata con una vittoria e una sconfitta. E noi ci vediamo al prossimo fine settimana. Buonanotte a tutti.
e buon fine settimana.